A Palermo come ad Agrigento, oltraggiata la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per combattere la mafia. Appena qualche giorno fa presa di mira nel capoluogo siciliano la statua di Giovanni Falcone. Ieri, vigilia della strage di Via D'Amelio, colpita la stele che ricorda Rosario Livatino. Quella stele fatta erigere alla periferia della città dei Templi dai genitori del giudice canicattinese, ucciso barbaramente il 21 settembre del 1990. Il monumento è quello che si trova in contrada Casena, lungo il vecchio tracciato della statale 640, nel luogo in cui il magistrato venne assassinato. A fare la scoperta è stato un operaio che stava passando e che ha segnalato il fatto. Sul posto è arrivata subito la polizia di Stato, poi i rilievi con la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo i primi accertamenti, qualcuno con un oggetto pesante, una pietra o un martello, ha spaccato in due il cerchio su cui c'era scritto a Rosario Livatino, facendo saltare il nome del giudice. Abbiamo aperto un'indagine su un fatto che definisco inquietante. Seguiremo ogni spunto, certamente non si può escludere la pista mafiosa, lo ha detto il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Non si sono fatte attendere le reazioni. Come cristiani e come cittadini ci sentiamo offesi e addolorati, sono le parole dell'arcivescovo di Agrigento. Dietro il vile atto di infrangere il monumento al giudice Livatino si nasconde quella logica mafiosa, ha aggiunto il cardinale Montenegro, che tanto male ha fatto al nostro territorio. Siamo consapevoli che ci sono ancora persone e sistemi di potere che lavorano per distruggere il bene, per danneggiare la dignità di tanti cittadini onesti e per impedire qualsiasi sviluppo della Sicilia. A queste persone, ha sottolineato Don Franco, ripetiamo l'appello di Giovanni Paolo II: convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. Con la forza umile che ci viene dal giudice Livatino desidero lanciare un appello a tutti. Cerchiamo, sono ancora le parole dell'arcivescovo, di essere noi un monumento vivente alla giustizia, al bene, al rispetto delle regole, all'amore. E c'è sdegno per quanto accaduto nelle parole di Don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di canonizzazione del giudice canicattinese. Questo danneggiamento, commenta, è il segno tangibile della vigliaccheria di quanti provano sviscerale fastidio per un simbolo purissimo di giustizia e di coerenza evangelica, qual è stato il giudice Livatino. Un'apparente manifestazione di forza che in realtà mostra un'estrema fragilità dei vili responsabili di questo efferrato gesto. E c'è anche la reazione del premier Gentiloni: onore alla memoria oltraggiata del giudice Livatino, Italia unita alla vigilia dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, lo ha scritto ieri su Twitter il Presidente del Consiglio. E anche la Cenna Agrigento, che poco più di un mese fa aveva assegnato il premio legalità proprio al giudice Livatino, oggi condanna il vile gesto e auspica che gli inquirenti possano fare presto luce su questo inquietante episodio contro un simbolo della lotta alla mafia. E intanto la stella danneggiata verrà ricostruita dall'Associazione della Strada degli Scrittori, lo ha annunciato il presidente Felice Cavallaro, il quale ha già informato il prefetto Diomede. La ricostruzione dell'area monumentale avverrà nei tempi strettamente necessari alla progettazione e alla realizzazione di una stele analoga alla precedente, con la collaborazione di un ingegnere di Canicattì, Franco Russo, figlio di un docente di Rosario Livatino.